Chi abbiamo, Giulia? Abbiamo con noi oggi un maestro di francese rinomatissimo, abbiamo Monsieur Jandon. Buon pomeriggio. Bonsoir, bonsoir. Jandon, si dice Jandon? Jandone. Jandon. No, Perché per noi in dialetto veronese ha un altro significato. Jandon, le cognomi. Jandon. 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 No, ma Gigi si dice Jandon. 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 No. In questi casi qua si dice quella che t'ha cagato. Jandon. Jandon. Senti, ma facciamo una prova perché tu fai le traduzioni, lei, anzi maestro, fa le traduzioni. Per esempio, opinionista, il nostro Rino Filippi è opinionista. In francese opinionista come si traduce? Le Chaltron. Le Chaltron, monsieur Filippi, bonjour tout le monde. Le Chaltron, colui che è mai schi a UFO. Sul gros pont de tout le monde. Elle dit quoi traçade, la gente, la bête, no? Ah, Gigi è un francese che è molto simile all'italiano, no? già. E poi lui lo traduce in maniera particolare. Devo prepararla per un servizio fotografico di intimo, perciò dovrò fare un paio. Ma se poi la vedere in Moudandon e Regisson? Ok, va bene. Anche mutandoni, sì. Sembra proprio nel paradosso che Paloschi il ciapalpal e Pellissier non segna pa un pelo. È un francese molto dialettizzato veronese. Sì, Ho è questa molto sensazione, italiano. però ci piace moltissimo. Sì. Volevo coinvolgere un attimo Sandro Benedetti. Sandrine Piscinin. Merci. Subire 4 gol da un Bologna che era in seria difficoltà ed era una squadra così etichettata in crisi in questo momento, insomma, dà adito a qualche riflessione. Come si dice riflessione in francese? Pensa che sì. Tira al mio 3. 1, 2, 3, tira. Eccolo! Io volevo fare un applauso per lo stile di quest'uomo meraviglioso. Grazie, a dopo. Scusa-moi Gigi, ho visto un petit peu de boletta. Lì nella regia, tra pochissimo. Pericoloso. Questa è una provocazione, quello lì non è Gigi. francese. Il Perdono, professor lì non è francese. non sa sentire, perdono. Ne ho sentito. Dice che lei non è, che questo non è francese. No, lui non è mio- francese. È l'uno dei miei allenatori. Come si dice allenatore? Mayaskei. Maestro, lei da Parigi, sono bravi i nostri commentatori. Oui, je stavo riflettendo che sono molto stupito dall'esperienza di Olindo per le pali native. Fate pure un applauso. Monsieur Chaltron. Mi deve Jandon. No, Chaltron. Jandon. Chaltron. Jandon. Ma c'è un problema d'audio, penso. Mais oui. Qua a Verona capiamo Chaltron. Ah, perfetto. No. Bon. Ma mi deve ancora dire perché tifa a Parigi, per il Paris Saint-Germain. Ah, a Parigi no, mais no. Per Una squadra della provincia di Verona. sì, le LAS. No, ma io voglio... A Parigi? Ha una simpatia a Parigi. A Parigi per le Versailles. Le Versailles, le Versailles è facile da trovare. Ti vedi la superstrada, uscita a Occhiobello, Versailles. Gigi, volevo fare le congratulazioni per la neomamma della bambina Maya e volevo chiedere se è vero che la Maya la dorme. Tornerei un attimo in Francia.
un uovo, un œuf. Come ti metti la bocca da oi? Un œuf. Prova a dire. Un œuf. No. Poi, Olindo, puoi dirlo tu. Un œuf. Ma scusa, Prova a dirlo. Lindo. No. Ma cos'è? oh, No. Un œuf. Un œuf. Io ho imparato, No. Un œuf, deux œufs, trois œufs, che œuf. Secondo me Giulia tu hai la possibilità di passare l'esame, noi forse no. Mais oui, e la sì, Tino. Ma di professione lei cosa fa? Perché Olindo Filippi Niente, non fa. ha delle sensazioni, Niente. dice che lei è un cialtrone, l'ha chiamata più l'ho volte visto cialtrone. sul listone con le 3 scatoline. io. Ha il gioco delle 3 campanelle. Sul liston, scatoline. non è sul liston. Come si dice? Sul Giulia? liston. Liston. No, liston. Se c'è il tronco sul listone, È il goss qua. con le scatoline. Ettore Rivaldi, quando tornerai in Brasile? Fra pochi giorni? Anche c'è il carnevale, inizia il carnevale, quindi è il momento, Perfetto, è il pagliaccio mio- di me. il momento È una migliore per verità. andare in Brasile. Excusez-moi, è vero che in Brasile non è mia il papà del gnocco, ma che è il papà della... Saluteresti il cialtron là da Parigi? Via. Olindo, maleduca. Maleduca. Grazie a Beppe Bifido! Noi Gigi, Sì, dobbiamo... prima però un sì. grande applauso ai ragazzi della Polisportiva La Vetta, ragazzi e ragazze.